L'appuntamento cestistico di grande impatto è quello di domenica, che si celebrerà nel Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli. Parliamo del derby, il derby di Serie A2, con il presidente Pedone dell'APUGSA, un derby sentito dalle tifoserie, ma credo anche dalla dirigenza, in un momento del campionato abbastanza particolare per i padroni di casa dell'APUGSA di Udine. Ma intanto le tifoserie che cosa devono fare? Ma io credo che innanzitutto debbano divertirsi, che è la cosa principale, perché è un momento di sport, è un momento di gioia, è un momento di divertimento. È chiaro che ci saranno tutti gli sfottò del caso, saranno analoghi, spero migliori, rispetto a quelli che abbiamo subito giustamente a Trieste, e quindi sarà un momento di divertimento. Abbiamo preparato un grandissimo spettacolo, ci saranno le cheerleader, ci sarà uno spettacolo di danza specifico fra un tempo e l'altro, ci sarà una bravissima giovane cantante, ci saranno tante belle cose, non le voglio neanche svelare tutte, quindi è un momento di gioia, di divertimento per tutto il nostro pubblico e spero un pochino meno anche per il pubblico triestino presente. Ma soprattutto non ci sarà quella bruttissima maglia che abbiamo visto a Trieste dalla parte triestina. Guarda, mi meraviglio di come la federazione non sia intervenuta a gamba tesa su una cosa del genere. Se un mio giocatore facesse una cosa del genere, innanzitutto, addirittura il capitano, immaginiamoci Vanuzzo che va in giro con la maglia con scritto, che ne so, Armani Jeans ti odio o Trieste ti odio, è impossibile. Nel loro caso è stato possibile, non credo che abbiano ritenuto intervenire, anzi, ma secondo me doveva intervenire la federazione. Ad ogni buon conto lo sport non deve dare messaggi di odio, anzi lo sport è l'agonismo e quindi la vittoria del migliore. Cercheremo di essere adeguati e di essere migliori. La vittoria si dice appunto al migliore, ma forse è meglio che vada a Udine, insomma, in qualche maniera. Insomma. Noi assolutamente, io in questi giorni ho letto molto, io è da domenica che non volevo un po' parlare, ho parlato a lungo col coach perché volevo capire. Allora, sì è vero, non siamo in un bel momento, sì è vero, abbiamo avuto tutti gli infortuni possibili e immaginabili di questa terra, ripeto, infortuni quasi tutti in azioni di gioco o affini, però questo non significa che dobbiamo parlare solo di infortuni, non siamo un ospedale, non siamo un lazzaretto e soprattutto a me i condizionali non piacciono, noi dobbiamo vincere, noi vogliamo vincere, noi dobbiamo giocare con il cuore. Nel momento in cui la nostra squadra gioca col cuore, gioca di squadra, è una squadra difficilmente battibile da parte di chiunque. Io oggi mi sono divertito, oggi ho preso 1, 2, 3 aerei, quindi sono un pochino anch'io stanco, però fra un break e l'altro mi sono divertito con l'iPad a buttare un occhio ai curriculum dei nostri giocatori, no? Rispettivi. Se uno si divertisse a guardare il curriculum di Vanuzzo e paragonarlo a quello di, mi pare si chiami Giavonte Green, un ragazzo molto bravo che sta giocando fortissimo, che però esce mi pare dalla terza serie spagnola, e va avanti così paragonando ogni singolo curriculum di Trieste con ogni singolo curriculum di un nostro giocatore, si accorgerà che Trieste che cosa ha avuto più di noi, visto che Trieste è terza e noi siamo nella posizione in cui siamo. Trieste è stata più squadra, Trieste è più squadra. La pallacanestro non è un gioco di individui, non è con i curriculum che si fa la squadra la si fa col cuore, la si fa con le azioni, la si fa con i modelli di gioco, con i moduli che il coach deve dare e lavorando tutti per uno e uno per tutti. Su questo fino ad oggi Trieste c'è stata superiore. Dico fino ad oggi perché domenica abbiamo una signora occasione per dimostrare che tanti bei curriculum messi assieme danno un buon collettivo. Senza un gioco in collettivo non servono purtroppo a nulla. Quindi io mi auguro che domenica sappiamo giocare di squadra per i nostri colori, per la nostra città che da 10 anni aspettava questo momento e quindi che sia un momento di festa fino in fondo. Insomma. È scaramantico lei, Presidente? Smodatamente. Quindi si giocherà con la maglia nera o con la maglia bianca? Vabbè che in casa di solito si gioca con la maglia bianca, però in questo caso si potrebbe forse cambiare. Io voglio giocare con la maglia nera, l'ho già chiesto a Mikalic che spero abbia fatto il suo. Quindi si giocherà con la maglia nera contro questa squadra di Trieste, che rossa e nero. Che ecco, in squadra di Trieste, che anche lei deve leccarsi qualche ferita per qualche assenza che ha, dicono loro importante. Sì, Trieste, ripeto,
ha qualche assenza, le ha meno importanti delle nostre, dai, insomma, se viene confermato, ma questo non deve essere, io non voglio tornare, Franco, a parlare che ha l'anca uno, quell'altro c'ha il ginocchio, quello ha la caviglia, quello c'ha il dito, il nuovo ragazzo estone appena arrivato, al primo giorno, sappi un aneddoto, si è immediatamente lussato un dito, dopo un minuto che era in campo. Tutti eravamo spaventati, eccetera. La prima cosa che ha detto è stata: ne ho altri 9, e ha continuato ad allenarsi. Questo è lo stile che io che predico in azienda e che voglio che sia ricalcato anche nella mia squadra. Quindi è chiaro, arriviamo un po' handicappati rispetto a Trieste, che già di per sé ha dimostrato sino a questo momento di esserci superiore, avendoci battuto ed essendo comunque in una posizione di classifica migliore. Ma questo non vuol dire niente, un derby è un derby va giocato a cuore aperto, va giocato a muso duro, quindi se noi entriamo in campo nella maniera giusta io credo che possiamo tranquillamente portarla a casa, anche perché ognuno di questi ragazzi dovrebbe rileggersi il proprio curriculum. Oggi ho letto una cosa, ho letto di una squadra del Lugano Calcio, della Serie B, che ha perso 5-1, mi pare, domenica scorsa contro l'ultima in classifica. Sai cosa ha fatto l'allenatore? La mattina dopo, alle 6 della mattina, li ha portati davanti a una fabbrica e gli ha fatto parlare con ognuno degli operai che entravano in fabbrica. L'obiettivo, sai qual era? Era far capire a questi ragazzi quanto sono fortunati di fare il più bel lavoro della loro vita, la cosa più divertente, la cosa per essere pagati per giocare e per divertirsi e per far divertire la gente. Io vorrei che noi riprendessimo il filo rosso di questo discorso, cioè noi siamo una squadra che un pochino l'ho vista triste nell'ultimo periodo, e io non posso, ci è già capitato in Serie B anni fa, non voglio che ricapiti. Questi sono ragazzi molto professionali, molto bravi, che devono semplicemente riprendere il piacere di giocare e di giocare insieme. Presidente, lei è a capo di un'importante azienda, appunto la GSA, a capo di questa società di basket, però vanno in campo i giocatori, ma soprattutto vengono gestiti da un'altra persona che è l'allenatore. Purtroppo non è lei in panchina. No. Cosa dire all'allenatore Lino Lardo? Lino è un amico, è una persona che io stimo, è una persona a cui io voglio bene perché ci ha portato in Serie A. Io chiedo a Lino di mettere tutto quel pathos che ha messo l'anno scorso. Non dobbiamo fermarci di fronte a piccole cose o anche grandi, cioè qui Lino deve dare la sua impronta, come è riuscito a darlo in Serie B va data anche in Serie A. Poi è chiaro, sono professionisti magari abituati a diverse logiche eccetera, ma questo non vuol dire niente. Purtroppo la vita di azienda è più semplice, perché nell'azienda spesse volte la somma dei curriculum dà il totale. Nello sport non è così e Trieste è lì a dimostrarcelo. È per questo che c'è Lino, è per questo che Lino deve dare la sua impronta. Allora mi pare che il Palazzetto dello Sport sia sold out, nel senso che non ce ne sarà un posto che sia uno per chi arriva all'ultimo secondo, quindi grandissimo pubblico, da una parte settore D, dall'altra parte i tifosi della squadra di Trieste, però dalle altre due parti ci sono pur sempre tifosi nostri, voi, amici. Loro cosa chiede di fare durante la partita? Allora, io sono certo che senza che io lo chieda, ma comunque io lo ribadisco, ci sarà un tifo spettacolare. Io so qualcosa chiaramente perché alcuni ragazzi della curva e del tifo organizzato li conosco bene. Stanno organizzando da tempo una scenografia meravigliosa che credo resterà negli annali della pallacanestro e negli annali di Cividale, che insomma è un teatro nel quale andiamo ad esibirci, che forse non è abituato a questo tipo di show. Chiedo che ci sia rispetto comunque degli avversari e rispetto anche della tifoseria avversaria, al di là delle magliette del signor Coronica, che oggi si è laureato e magari ha migliorato nella sua maturità. Detto questo, giochiamocela, divertiamoci e portiamola a casa, anche perché sai bene che al di là del derby per noi questi 2 punti sono fondamentali per mettere in cascina la salvezza certa o quasi matematicamente certa. Perché la vittoria è un po' che manca in effetti in casa più GSA. Sì.
Assolutamente sì, ci manca. Dico, per la legge dei grandi numeri arriva. Anche quella di... No, non è per la legge dei grandi numeri, Franco, arriva se giochi bene, non è la legge dei grandi numeri, su questo campionato non è la legge dei grandi numeri che ti aiuta, purtroppo. Lo stiamo scoprendo, io lo sto studiando, lo sto imparando, non è con il grande numero che porti a casa il risultato, puoi perderle tutte se non stai lì con la testa, purtroppo, e le puoi perdere tutte alla Imola style, di un niente, oppure di una di questi errori che facciamo noi, di questi blackout iniziali dove ci prendiamo delle imbarcate, dove poi diventa difficilissimo rimettere le dita alla partita, e quando riusciamo ad arrivare al pareggio magari ci arriviamo troppo stanchi per poterlo mantenere e per poter portare a casa la vittoria. Io spero che tutti si mettano a disposizione di Lardo, e Lardo si metta in testa che questa partita va giocata veramente a muso aperto, e forse a rischiare un po' di più in attacco, in difesa, scusami, a favore di un attacco, questa è la mia chiave interpretativa, un po' più arrembante. E allora buon derby al presidente Pedone, a tutto allo staff dirigenziale, ma soprattutto ai tifosi, agli amici del basket del Friuli Venezia Giulia a questo punto. Buon derby a tutti gli amici del Friuli Venezia Giulia, e buon derby a tutti gli amici che ci sostengono, a tutti gli sponsor, a tutte le istituzioni che comunque quando possono ci aiutano, e vediamo di rimettere 1-1 il bilancio dei derby. Nella vita, come nel basket, se non ci metti impegno non vai da nessuna parte. Impegno è stare tutti i giorni in palestra e avere la giusta mentalità anche quando le cose vanno male, per non perdere mai di vista gli obiettivi. Per me talento e responsabilità. Quando gioco il tempo si ferma ed esiste solo quel momento. Per me questo è l'amore. Quando faccio un assist, quando passo una palla alla mia compagna, io devo potermi fidare. Intraprendenza è accettare le sfide, andare oltre tutto e superare limiti e difficoltà. Non bisogna accontentarsi mai, bisogna fissare un obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo. Azzurre dentro è tutte queste cose: sacrificio, impegno, talento. Azzurre dentro è sentirsi questa maglia addosso. Coach Lino Lardo, arriva il derby di ritorno contro Trieste, forse nel momento peggiore, però si potrebbe trattare di un'occasione per ripartire alla grande in caso di vittoria. Sì, deve essere un'occasione, deve essere una grande partita, e chiaramente noi dobbiamo guardare su due fattori importanti. Uno è la classifica e la seconda il derby. Il derby è una partita con noi ci teniamo molto. Vogliamo fare una grande partita e sarà così, perché per forza dobbiamo invertire un po' la tendenza di quest'ultimo periodo, però vedo i ragazzi carichi, ci stiamo allenando bene, perciò deve essere una partita di quelle vere dove non si lascia niente sul parquet. Mi aspetto veramente una grande partita da parte dei ragazzi. Trieste potrebbe aver avuto degli strascichi dopo aver partecipato alla Coppa? Ma no, Trieste sta dimostrando di essere una realtà di questo campionato, e noi però in questo momento dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare a portare a casa 2 punti fondamentali, dobbiamo pensare a dare una grande gioia a tutti, alla società, ai tifosi, perciò poi Trieste ci ha abituato a giocare sempre una bella pallacanestro, ma oggi mi interessa di più capire le motivazioni dei miei giocatori, che devono essere altissime. A proposito dei tifosi, attesa una grande coreografia per l'evento. Sì, bello, è chiaro, è un derby che si aspetta da molto, veramente dobbiamo sentire anche la giusta pressione, è giusto che ci sia pressione, perciò giochiamo in casa nostra, ci sarà la spinta del pubblico e dobbiamo effettivamente pensare che sia una grande festa di basket per Udine, però nello stesso momento veramente fare una partita maschia, una di quelle partite dove magari non si gioca bene, ma si gioca veramente col cuore, con gli attributi e, come dicevo, senza lasciare niente sul parquet, perché dopo i 40 minuti dobbiamo sicuramente uscire vincitori. Sei d'accordo se ti dicessimo che il punteggio basso è favorita la più e il punteggio alto Trieste?
Ma insomma, noi nei momenti migliori abbiamo sempre concesso poco agli avversari e deve essere così. In una partita del genere noi dobbiamo ritrovare la difesa, la nostra vera difesa, quella che ci ha fatto vincere 10 partite importanti e limitare al massimo i loro attacchi, perciò credo che comunque la nostra impostazione sarà quella di farli segnare pochissimi punti. Mauro Pinton arriva all'Alma Trieste domenica qui a Cividale per sfidarvi nel derby regionale. Di solito derby non hanno bisogno di presentazioni perché si presentano da soli, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, sicuramente per noi non è un momento facile, anzi probabilmente è il più difficile della stagione, soprattutto perché mancano poche partite, abbiamo bisogno di punti. E sicuramente loro partono da favoriti perché comunque sono in vetta alla classifica e giocano sempre alla stessa maniera e noi dobbiamo un attimo cercare di ritrovarci, però come hai detto te il derby è una parità a sé, per cui speriamo che il calore del nostro pubblico, che comunque non manca mai anche in questi momenti di difficoltà, ci dia una mano a tirare fuori qualcosa in più, perché in questo momento ci serve veramente qualcosa in più per cercare di vincere la partita. Come procede secondo te l'ambientamento di Wedman e come ti trovi con un giocatore estone a fianco? No, sinceramente io con lui mi sono trovato subito bene dal primo allenamento, perché comunque è un giocatore di sistema e a ogni sua penetrazione sa esattamente dove andare e ci capiamo al volo, per cui io personalmente mi trovo molto bene e lui si è inserito in maniera rapidissima e penso che si senta anche a suo agio. Che è il giocatore chiave o comunque quello sul quale bisogna prestare molta più attenzione nelle file di Trieste? Adesso non so chi di loro sia al momento più in forma, ecco, sicuramente l'oro americano Green sicuramente sta facendo un campionato strepitoso, aiutato anche dalle sue doti atletiche e comunque ha messo anche una grandissima fiducia anche sul tiro da fuori, però loro sono tutti quanti pericolosi perché sono una squadra dove ognuno vale il compagno. L'elettroshock incendierà la Pomania, ne siamo convinti. Sì, bisogna, come si dice, le polveri sono un po' bagnate, però ci proviamo sempre, ci alleniamo ogni giorno per far canestro, per cui prima o poi si stapperà il canestro. Stan Okoye, what about the moment of Apiu JCR now? Right now, we're in a moment where we're just trying to find a great rhythm. On offense and defense. This week is very important for us because we need this win to avoid going to the playout, and to gain some momentum for the rest of the championship. And what about the next game against Trieste? Trieste was or is a tough team. Yeah, they're a very tough team, and this is a derby match, so it means a lot to both teams. The crowd will be very intense, so we're hoping to feed off that energy, but also within ourselves, to just play with heart and energy. Who's the best player of Trieste for you? I think maybe Green, but they have a very well-balanced team. Green, Parks, the Rose, many experienced players, Cittadini. So they're a very solid team. It's important that everybody does their best with their matchup, to limit them offensively. Do you want to say something to the fans? I just want to thank you guys for your support this season, and I hope you continue. We need you guys on Sunday because it's a very important match for us. Cristian Bredotti, assistente allenatore di Coach Lardo, con sotto finestra aperta sugli avversari per presentarci in questo caso Trieste. Cristian, che formazione è l'Alma nel complesso? Ma è una formazione che è in un momento di gran fiducia, giocano molto bene assieme, portano avanti un progetto che ormai è da un po' di anni che stanno sviluppando, hanno inserito dei giocatori importanti di esperienza come Cittadini. I due americani sono molto atletici, corrono molto a tutto campo, giocano tanto in transizione, hanno pochi giochi in realtà a metà campo, ma giocano molto sulle letture, sono soprattutto in un momento di fiducia e questo gli permette di fare una bella pallacanestro. Trieste gioca bene con un quintetto alto solitamente?
Ma sono fisicamente abbastanza alti, però giocano meglio quando giocano con Daros come 5 atipico, quindi è un numero 5 che porta su molto la palla anche in contropiede, in transizione, fa pop, tira da 3 punti, per cui diciamo il loro gioco in velocità viene un po' valorizzato quando giocano con un quintetto sì fisicamente tosto, ma non con un 5 statico come Cittadini. Potrebbe mettere in difficoltà Trieste giocando con Green da guardia anziché dalla piccola? No, io penso che loro comunque le posizioni di esterni fra guardia e la piccola non hanno una gran differenza, proprio perché come ti dicevo giocano con dei 3 o dei 4 che sono dei giocatori atipici, giocano molto fronte a canestro, anche le guardie come Pecile se si trovano un difensore più piccolo possono decidere di andare a giocare post-up per attaccare spalle. È chiaro che per quanto riguarda le loro rotazioni il fatto che Parks possa giocare o non possa giocare potrà influire un po' sul ritmo che possono tenere. La più GSA vince se? Vince se dimostriamo di avere 2 palle più grosse di loro. secondi la metà campo, Mastellari, la palla va a canestro valido, ha vinto Ferrara.